caro saluto a tutti e benvenuti. Oggi parleremo di Napoleone e di come la sua presenza in Friuli ha influenzato la nostra storia. Vi ricordo che questa conferenza è parte del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, un importante progetto realizzato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della nostra regione. Le iniziative nell'ambito di questo progetto comprendono mostre, eventi multimediali e fino ad arrivare a 30 escursioni a tema che coinvolgeranno praticamente tutte le sezioni della SAF di Udine. Nel programma sono incluse anche 8 conferenze, della quale questa fa parte, pensate per accompagnare il pubblico alla conoscenza di fatti, curiosità e luoghi di interesse dai tempi dei Romani fino ad oggi. Il progetto si avvale di numerosi partner e per questo ho il piacere di ringraziare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e la GESCI che ci accompagnano in questo ambizioso progetto. Prima di iniziare vi presento il signor Diego Compagnoni, che è uno studioso, divulgatore della storia del Trattato di Campoformio e della presenza napoleonica in Friuli. È inoltre promotore della manifestazione culturale Un giorno con Napoleone, che ogni anno rievoca la firma della celebre pace. Attivo in campo culturale, è stato tra gli organizzatori del Fake News Festival del 2018 e di altre iniziative di promozione turistica, storica e culturale. Attualmente si occupa anche di progetti culturali per conto di diversi enti del terzo settore in regione. Assieme a Chantal Rizzardi racconta nelle scuole la storia del Trattato di Campoformio e del percorso del Bonaparte. Ma ora entriamo nel vivo della nostra conferenza. Signor Compagnoni, lei è qui per farci conoscere i passi di Napoleone in Friuli. E allora a tal proposito vorrei chiederle, Napoleone e il Friuli, qual è il rapporto tra il grande generale e poi imperatore e il nostro territorio e quante volte Bonaparte venne in Friuli? Beh, il tema che andremo ad affrontare questa sera è appunto quello della presenza napoleonica in Friuli. Cercheremo di ripercorrerne brevemente appunto i passi, ma non sono solo i passi di Napoleone, anche quelli delle sue armate, del suo esercito, quindi l'armata d'Italia. Se vogliamo ricostruire una cronologia abbastanza completa della presenza napoleonica, possiamo attingere a diverse fonti, tra cui il diario del nobile udinese Carlo Caimo, che definisce quell'anno, il 1797, anno di molte stravaganze. Ed è l'anno in cui Napoleone, da poco affacciatosi sulla scena della storia, si affaccia anche nella nostra regione, nel nostro territorio. Saranno 2, per rispondere anche alla domanda, i periodi, diciamo, della presenza napoleonica. Il secondo, di cui parleremo certamente dopo, è per quanto riguarda la sua presenza diretta, 10 anni dalla firma del Trattato di Campoformido, quindi il 1807. E la dominazione francese va dal 1805 al 1813. Invece, per quanto riguarda il primo periodo, c'è un continuo andirivieni del generale del suo esercito che in questo territorio conclude la prima campagna d'Italia, che lo aveva portato ad una serie di vittorie lungo tutto il nord Italia, e nel marzo 1797 Napoleone entra per la prima volta in Friuli, sconfigge l'arciduca Carlo d'Asburgo nella famosa battaglia del Tagliamento, per poi entrare vittorioso a Udine attraverso Porta Poscolle, che corrisponde, diciamo, alla omonima attuale via. Il 18 marzo entra a Udine e nello stesso giorno raggiunge Palmanova. Palmanova è un altro luogo chiave, diciamo, della presenza napoleonica in questo territorio. E da qui, dalla città stellata, che Napoleone dichiarerà guerra alla Serenissima Repubblica di Venezia, e dopo aver appunto visto e osservato la fortezza costruita sul finire del XVI secolo, Napoleone ordina e predispone risorse e uomini affinché sia costruita una terza cinta muraria per la città di Palmanova e ulteriori fortificazioni per migliorarne, diciamo, le capacità militari.
C'è poi anche una tradizione che viene riportata più di un secolo dopo da Giacomo di Prampero nella sua opera Napoleone in Friuli, che appunto indica Casa della Savia a Palmanova come il luogo in cui Napoleone avrebbe soggiornato, e a quanto pare c'era anche un tavolo con inciso "Qui Napoleone pranzò", ma il tutto andò distrutto durante il primo conflitto mondiale. Tuttora però appunto a ricordare questo momento c'è una lapide che recita appunto: il fato volle che la fine della Serenissima Repubblica di San Marco fosse decretata in questa fortezza, per la quale Venezia aveva profuso immense ricchezze, nella quale in altri tempi aveva riposto la sua salvezza. La prima presenza napoleonica sia quindi verso la fine della prima campagna d'Italia. In pochi giorni il comandante in capo dell'Armata d'Italia, generale Bonaparte, con i suoi generali e le sue truppe, riesce a sottomettere l'intero territorio del Friuli, giungendo poi fino a Gorizia, Gradisca e Trieste. Cominciano proprio ora a nascere i primi sentimenti anti-francesi da parte della popolazione che, come sempre accade quando transitano gli eserciti, viene vessata da richieste di tributi e dalla necessità di sostenere gli eserciti, certamente in modo particolare durante questa presenza napoleonica. Sentimenti successivamente poi estesisi anche durante il periodo della dominazione francese, che, come abbiamo detto prima, va tra il 1805 e il 13. L'armata di Napoleone si era poi spinta fino alle porte di Vienna, capitale che, quindi qua abbiamo un primo sconfinamento, capitale che Napoleone ebbe la tentazione di conquistare per poi tornare a più miti consigli e firmare i cosiddetti preliminari di Leoben, e siamo il 17 aprile, che preannunciavano le decisioni che poi sarebbero state prese a Campoformido. La campagna d'Italia era iniziata l'anno precedente e, come abbiamo detto prima, è un susseguirsi continuo di vittorie per Napoleone, che tuttavia aveva iniziato la campagna con un esercito mal equipaggiato e lacero, non per nulla appunto definito l'armata dei Cenciosi, che si conclude proprio con la firma della nota pace, di cui in seguito sicuramente parleremo. Allora, signor Compagnoni, il nostro progetto affronta il tema dei confini e durante la presenza francese nel 1797 come si muovevano le armate? Quali erano i confini e quali erano gli sconfinamenti? Ecco, questo appunto un po' l'ho anticipato, diciamo, poc'anzi, e diciamo che il Friuli e la Venezia Giulia sono zone chiaramente, le zone diciamo che corrispondono alla nostra attuale regione, sono zone di confine e sono al centro in questo periodo finale della campagna napoleonica, insieme a tutti i territori della Serenissima Repubblica di Venezia, dello scorazzare di due eserciti, no? Che sono quello francese e quello austriaco, che fanno come se i confini della Serenissima non esistessero. Questo è determinato chiaramente anche dalla politica della Serenissima, la cosiddetta neutralità disarmata, che quindi diciamo lasciava fare in qualche modo, e d'altronde la Serenissima Repubblica di Venezia era già in agonia prima ancora della firma del trattato e della famosa riunione con cui il Maggior Consiglio decretò, diciamo, la fine di questa millenaria istituzione, e quindi non era in grado chiaramente non solo di schierarsi ma nemmeno di controllare il proprio territorio. Le cronache dell'epoca, tra cui quella che ho citato anche prima, appunto, riportano l'intensificarsi di questa presenza austriaca e francese. Questa quindi diventa una terra di guerra e una terra di conquista. Le armate francesi, appunto, abbiamo detto, ma anche quelle austriache si muovono liberamente. Napoleone in breve tempo riesce a conquistare, diciamo, tutto il territorio, e i rappresentanti della Serenissima si mostrano, i rappresentanti in loco,
della Serenissima si mostrano particolarmente inerti e incapaci di affrontare la situazione. Un diverso assetto dei confini sarà infine determinato proprio dalla firma del trattato di Campoformido, che andrà proprio completamente a sconvolgere tutti gli equilibri precedenti, e quindi quella della presenza napoleonica in Friuli sicuramente tutta una storia di confini, di sconfinamenti, che rimescola le carte e determinerà anche tutta la storia successiva fino ai nostri giorni. E per quanto riguarda Napoleone in Friuli e il trattato di Campoformido che più volte ha citato e che quindi non si può non approfondire, vuole dirci qualcosa più in particolare rispetto a questo? Sì, Campoformido diciamo che è il momento finale della prima presenza napoleonica in Friuli, ma è quello più noto, diciamo, a livello globale, ed è quello che in sé racchiude tutta l'importanza di questo periodo. Tornando un poco indietro, diciamo che il 5 maggio, tra l'altro data non è data casuale ma è una coincidenza, Napoleone, sempre del 1797, Napoleone lascia il Friuli. Abbiamo già detto che il 12 maggio è il giorno in cui, con un voto tra l'altro non legale, diciamo, per l'assenza dei patrizi veneti che si erano intanto dileguati, il Maggior Consiglio vota la fine definitiva, diciamo, della Serenissima. Napoleone presto vi farà ritorno però in Friuli. Qui restano comunque i suoi eserciti e non solo, come vedremo dopo. Il 26 agosto è di nuovo nel nostro territorio, deciso a portare a conclusione le trattative per la firma di una pace che erano già iniziate quando si trovava a Mombello presso Milano. Il giorno seguente prende alloggio nella Villa Manin di Passariano, residenza dell'ultimo doge di Venezia, il doge friulano Lodovico Manin. Questo, diciamo, prima abbiamo parlato di Palmanova, e questo prendere residenza nella Villa Manin è un ulteriore schiaffo, diciamo, che Napoleone in qualche maniera dà alla Serenissima e all'ultimo doge, e chiaramente anche a Palmanova diciamo, l'essersi impossessato, l'aver preso poi anche molto impegno e speso molte risorse per fortificare la fortezza di Palmanova, l'averla usata proprio per un fine militare strategico, sono stati, diciamo, due ulteriori schiaffi proprio verso la Serenissima. Sempre più impaziente, Napoleone porta avanti le trattative fino ad ottobre inoltrato, quando avviene un episodio che è quello di Palazzo Florio. Palazzo Florio a Udine esiste ancora, c'è da fare una premessa: le trattative si svolgevano tra Passariano e Udine, cioè tra le due residenze, Passariano di Bonaparte e dei francesi e Udine degli austriaci. Le conferenze di pace quindi si svolgevano alternativamente. In quella sera, l'11 di ottobre, siamo a 6 giorni dalla firma, le trattative si svolgono a Palazzo Florio. Napoleone era stanco, non sopportava più di dover continuare a perdere tempo con gli austriaci e del protrarsi infinito di queste trattative, e quindi a un certo punto, alterato, si alzò infuriato, prese, così si racconta, un prezioso vaso di porcellana che era dono al conte di Koblenz, uno dei firmatari per gli Asburgo. Prese questo vaso, era un dono della zarina di Russia a quanto pare, e lo scagliò in 1000 pezzi. Infuriato se ne uscì e dette l'ultimatum: o in 48 ore questa pace si firma oppure sarà guerra. Quindi o volete la pace oppure volete la guerra. Questo è un episodio che viene riportato dalle cronache locali. Da quel momento Napoleone se ne andò ovviamente senza salutare e tornò a Villa Manin. Nei successivi giorni Napoleone non fece più ritorno a Udine, e fu soltanto grazie all'opera del Marchese del Gallo che riuscì, diciamo, ad accomodare un po' la situazione, a aiutare diciamo, francesi e austriaci a risolvere alcuni punti centrali, che poi si riuscì ad addivenire a un accordo per la pace. I firmatari della pace erano Napoleone per la Francia
e 4 firmatari, appunto il Marchese del Gallo, diplomatico napoletano al servizio degli Asburgo, Degelman, Mervelt e il conte di Koblenz per gli austriaci. E la figura del Marchese del Gallo poi insomma tornerà perché diciamo che nel momento in cui poi il trattato fu firmato, siamo al 17 ottobre, in realtà nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, il Marchese del Gallo manda poche ore dopo la firma una lettera in cui riferisce al suo ministro Acton a Napoli, riferisce appunto di aver avuto un ruolo centrale, si vanta un po' del ruolo che ha avuto diciamo nelle trattative, racconta e si dilunga molto insomma su come sono andate le cose e su quello che era il trattato appena firmato e poi appunto scrive: non ci siamo riuniti questa sera in Campoformio altro che per sottoscriverli gli articoli di pace, era il soggetto, e ivi qui si è fatto anche lo scambio, l'abbraccio di pace. Quindi questo è una cosa molto interessante diciamo che scrive il Marchese del Gallo. Quindi noi ci immaginiamo insomma che il conte di Koblenz e Napoleone, dopo che insomma rischiavano diciamo di non parlarsi più, in questo momento le cose si sono in qualche modo risolte, sistemate. Esatto. Poi dopo la firma poi è importante ricordare anche che cosa ha comportato il trattato, perché è proprio lo sconvolgimento diciamo, dei confini sia qui a livello locale che a livello europeo. Per prima cosa ha soddisfatto diciamo, le ambizioni che la Francia aveva sin dai tempi del cardinale Richelieu, diciamo, di andare oltre il Reno e quindi cedendo diciamo, appunto, Paesi Bassi, Belgio eccetera. Poi le isole anche greche eccetera, ma la cosa più importante per quanto ci riguarda è la fine della millenaria storia della Serenissima Repubblica. I territori appunto, compreso il Friuli, l'Istria, la Dalmazia, tutti i territori di confine che poi torneranno nella storia chiaramente ad avere un ruolo particolarmente importante, tutti questi territori appunto vengono diciamo da Napoleone ceduti come fossero diciamo qualsiasi cosa, quindi questo chiaramente è un punto molto, molto importante. Dopo la firma Napoleone lascerà il Friuli praticamente subito e vi farà ritorno da imperatore, quindi a lasciare il Friuli al generale Bonaparte, a tornare in Friuli sarà l'imperatore Napoleone, 1807. Oltre alla pace di Campoformio però ci sono degli altri momenti o episodi minori che comunque hanno segnato significativamente il Friuli, la nostra cultura e il sentire popolare. Vuole dirci qualcosa rispetto a questo? Sì, indubbiamente tanti, diciamo, nel senso che se consideriamo che la presenza napoleonica, come detto, non è solo quella diretta di Bonaparte, ma anche quella dei Napoleonidi, che sono i familiari di Napoleone, e anche appunto quella dei suoi generali, delle sue truppe, dei suoi eserciti. Vi sono molte leggende, tradizioni popolari, una certa letteratura, molti paesi e territori presentano una serie di memorie, di ricordi, quindi è un periodo che non lunghissimo, però sicuramente che ha inciso molto in questo territorio. Tracce letterarie come la storia anche della Bella di Chiasellis, che era l'amante, diciamo che era questa donna, Beatrice Pellizzari, che a quanto pare diciamo, che era l'amante diciamo, di Napoleone, bazzicava intorno a Villa Manin e appunto pare che poi si fossero incontrati in questa casa più volte a Santa Marizia di Varmo. Quindi queste chiaramente sono aneddoti insomma, interessanti, oppure la leggenda dell'anello di Josephine. Josephine era la prima moglie di Napoleone e lo raggiunse verso la fine del settembre, a metà settembre 1797, però chiaramente si annoiava diciamo, nella villa di campagna a Passariano e quindi frequentemente si recava a Udine per partecipare ai ricevimenti dei nobili udinesi, e si racconta che in uno di questi tragitti Josephine si fermò per riposare a Campoformido, che era il luogo a metà strada diciamo, e nel ripartire si accorse di aver perso un prezioso anello, dono del generale.
e così fece iniziare le ricerche, ma a quanto pare, racconta la leggenda, diciamo, popolare, l'anello non fu mai trovato, tanto che alcuni studi hanno trovato un modo di dire che gli anziani rivolgono ai giovani, invitandoli, diciamo, ad andare a zappare la terra, avendo la possibilità così di trovare questo famoso anello. Non ho detto una cosa prima, perché campo formido? Perché appunto luogo terzo, la pace si fa in campo neutro, quindi luogo terzo tra le sedi delle due delegazioni. E queste sono appunto leggende e racconti popolari di fantasia, messi insieme però alla storia, alla macrostoria, quindi ai grandi avvenimenti che si sono verificati, alla microstoria, quella delle famiglie, delle persone, delle comunità che hanno conservato la memoria storica e familiare di questo periodo, tutti insieme ci fanno comprendere ancora di più l'importanza di questo periodo e quanto abbia inciso. Ricorderei due altre cose. Se andando a Spilimbergo uno può trovare un palazzo nel, diciamo, corso principale, che è il Palazzo Stella, sul quale vi è una lapide in cui si afferma che Napoleone abbia soggiornato in questo palazzo, e fin qui non c'è niente di particolare, se non che il giorno di questo soggiorno sarebbe il 17 ottobre 1797. Fu un giorno un po' travagliato per Napoleone, perché è il giorno in cui poi fu firmato il trattato. Napoleone venne a sapere che un corriere stava arrivando in realtà il conte di San Marzano, diplomatico piemontese, per informarlo che il direttorio, cioè il suo governo, aveva fatto un accordo col governo piemontese che gli avrebbe mandato un certo numero di soldati per continuare la guerra. Napoleone non voleva saperne di continuare la guerra, perché Napoleone voleva firmare la pace, che volessero o che non volessero, diciamo, i suoi superiori, il governo. E quindi Napoleone, su suggerimento del Marchese del Gallo, fa togliere i cavalli dalle stazioni di cambio, che significava quella volta non potersi muovere, ritarda l'arrivo di questo diplomatico in modo che lui firma, perché così lo aveva deciso. Perché? Perché firmando, e ne era certamente consapevole, stava iniziando il percorso che poi lo porterà a diventare imperatore. Firmando lui era consapevole che sarebbe, come è avvenuto, tornato a Parigi vittorioso, sarebbe stato accolto in modo appunto vittorioso dalla popolazione, e da lì avrebbe iniziato il suo cammino, diciamo, di trionfo, anche se breve. E quindi è difficile che questo sia, quindi questa lapide è sicuramente un falso storico, però ce ne sono tante, diciamo, di lapidi o di stanze di Napoleone che sono comunque indice di questa presenza, ecco, così importante. Tra cui invece interessante è la stanza di Napoleone anche a Malborghetto. Malborghetto, diciamo, assume importanza per quanto ci riguarda nel periodo della dominazione francese, appunto con lo scontro a Fort Ensel. In realtà in questo palazzo veneziano la stanza di Napoleone, così chiamata, era in realtà il palazzo quartier generale di Eugenio de Beauharnais, che era figlio adottivo, nipote di Napoleone, che diciamo era in quel momento viceré del Regno d'Italia, appunto creato da Napoleone. Poi un altro episodio, diciamo, significativo, abbiamo accennato alle requisizioni, diciamo, che venivano fatte da parte dell'esercito per sostentare gli eserciti, scarpe, indumenti, generi alimentari, però come sappiamo l'elemento che caratterizza Napoleone è quello delle requisizioni di opere d'arte. Diciamo requisizioni oppure rapine, perché insomma sono, esatto, perché in realtà erano requisizioni un po' forzose. Un episodio significativo avviene poco più di un mese prima della firma del trattato, e siamo all'11 settembre 1797, e Napoleone invia il commissario francese generale Gaspard Monge appunto a requisire il meglio che poteva trovare tra le opere d'arte, i beni di qualche interesse culturale.
E si presenta quindi il generale alla Guarneriana e chiede, comunque richiede di avere, che gli vengano dati, una serie di importanti volumi. Sappiamo che la Guarneriana, ancora oggi, proprio grazie all'allora bibliotecario, possiede un patrimonio immenso. Questo lo racconta molto bene Angelo Floramo, e Giovan Battista Coluta, che era il bibliotecario, si finge confuso in qualche maniera e quindi Monge riesce ad avere 11 volumi, 10 manoscritti, un incunabolo, tra cui tra l'altro alcuni preziosi volumi di Tito Livio, però per il resto il bibliotecario, fingendosi confuso, riesce ad aggirare la situazione e poi la beffa è anche che emette una regolare ricevuta di prestito e quindi questa è la beffa ulteriore verso i francesi. Poi l'ultima cosa, ma ce ne sarebbero tantissime chiaramente, Villa Vicentina anche è un luogo della presenza napoleonica, non sua diretta ma della sorella Elisa, meno nota probabilmente rispetto alle altre, Granduchessa di Toscana, creata da Napoleone, insieme al marito Felice Baciocchi, appunto, fu esiliata a Trieste, poi risiedette per molto tempo, per diverso tempo, in questa villa che esiste ancora e riporta ancora qualche traccia della sua presenza e che poi, tra l'altro, passò in proprietà a Napoleone III, quindi rimase, dei Bonaparte per un certo periodo. E proprio in questa villa lo scienziato francese Pasteur fece alcuni suoi esperimenti, noto per aver inventato la pastorizzazione, quindi è una presenza francese che poi va anche oltre, ecco, perché ben oltre Napoleone e la sua presenza in questa regione. Nel bene e nel male, quindi è un territorio che è legato a Napoleone e alla Francia, in maniera molto stretta. E come accennato prima, Napoleone se n'è andato da generale Bonaparte ed è ritornato come l'imperatore Napoleone. C'è qualcosa di quest'ultima visita che è interessante da ricordare, particolare? Sì, pochi giorni dopo la firma, Napoleone abbandonò il Friuli, come abbiamo detto prima, e appunto vi fa ritorno da imperatore. 1807 sono 2 anni dopo il Trattato di Presburgo, che era quello che aveva appunto stabilito che questi territori sarebbero appunto divenuti francesi, che facevano parte appunto del Regno d'Italia creato da Napoleone, il cui viceré, abbiamo detto prima, appunto era Eugenio de Beauharnais. E ricordo anche un altro piccolo episodio in realtà della prima presenza napoleonica, perché proprio prima di tornare, di andare via, di lasciare questo territorio, Napoleone il 23 ottobre 1797 prese parte ad una presentazione dell'ambulance volante, una cosa raccontata molto bene da Mauro Dorella, un episodio interessante. Un suo medico, Dominique Jean Larrey, aveva appunto inventato questo pronto soccorso da campo e quindi anche qui, e questo l'aveva fatto proprio nei mesi e perfezionato nei mesi in cui si trovava in questo territorio. È stato appunto quel giorno presentato e anche questo è indice chiaramente della importanza che Napoleone dava già allora che era un generale, per quanto a capo dell'Armata d'Italia è importante, ma mandato un po' anche allo sbaraglio, dicendola così, l'importanza che Napoleone dava all'approvvigionamento degli eserciti, alla possibilità che i soldati fossero curati in maniera immediata. Ecco, quindi questo si vedrà poi e sarà una chiave vincente delle vittorie di Napoleone in tutta Europa. Napoleone, per quanto riguarda la sua presenza fisica diretta, torna in Friuli molto brevemente, a fine del dicembre del 1807, il 9 di dicembre arriva a Palmanova, poi raggiunge Udine
qui partecipa brevemente a qualche banchetto, concerto, ma Napoleone non era molto frugale, diciamo, quindi partecipava velocemente, quindi siamo fortunati per certi punti di vista e per altri no ad averlo avuto per così tanto tempo, diciamo, no? Perché dopo Napoleone non ha mai messo piede a Roma, per esempio, quindi non si tratteneva molto. Tutta una serie di discorsi elogiativi chiaramente vengono pronunciati dalle locali autorità, che ne esaltano il genio legislatore e le sue grandi capacità in questo senso. Si reca poi a teatro, dove viene acclamato insomma dal popolo e si ritira. Il giorno dopo ci sono anche le rassegne militari, altre celebrazioni, un ballo, anche Campoformido prevede una serie di preparativi anche se Napoleone non passerà, e proprio in quell'anno viene appunto affissa anche una lapide che è ancora visibile nella Casa del Trattato di Campoformido, che ricorda, celebra la figura di Napoleone nel momento in cui ha firmato la pace, ricorda questo importante avvenimento. Ecco, e altri, diciamo, un'altra cosa significativa, andando un po' oltre il periodo, la presenza diretta di Napoleone, che è stata molto breve, questa seconda, è anche la vicenda della Statua della Pace. La Statua della Pace fu commissionata, come tanti altri monumenti, da Napoleone, che voleva celebrare, diciamo, le sue vittorie, non solo in questo territorio. Questo monumento fu eseguito dallo scultore Giovan Battista Comolli, fu portato a Campoformido, doveva essere appunto esposto con un piedistallo eccetera, poi Napoleone decade, quindi resta per anni, diciamo, abbandonato in un cortile, finché i nobili udinesi, diciamo, si interessano e decidono di, diciamo, di portarlo a Udine. Lo fanno portare, quindi ancora oggi il Monumento della Pace si trova a Udine, alle pendici del castello, e a Campoformido c'è soltanto una copia, chiaramente fatta molto recentemente. Quindi diciamo, ci sarebbero tante cose da raccontare, ma diciamo, questa è una piccola infarinatura. Ecco. E per andare verso la conclusione di questo intervento, si può fare una valutazione di questo breve periodo di Napoleone nella nostra regione, breve ma intenso oserei dire, no? Cioè cosa ci lascia Napoleone e perché oggi è così importante, diciamo, ripercorrere i suoi passi? Ma allora, Napoleone, per quanto è considerato un tiranno, e indubbiamente lo è stato, nel senso che sicuramente, sicuramente non è stato eletto democraticamente, ecco. Fu però e ancora un punto di riferimento per molti, diciamo, in virtù anche della grande eredità che ha lasciato per numerosi aspetti, soprattutto della vita amministrativa e dell'organizzazione dello Stato, e questo interessa molto anche questo territorio. La pubblica amministrazione, il sistema dei prefetti che abbiamo ancora, l'editto di Saint-Claude con cui appunto le sepolture venivano spostate fuori dalle mura della città, l'imposizione, diciamo, del sistema metrico decimale, tutto quello che non c'è nei paesi anglosassoni, quello che c'è nei paesi anglosassoni, il contrario, dove c'è il contrario, dove è passato Napoleone, in poche parole. Quindi è stata una presenza in tutta Europa molto importante, che ha determinato ancora alcuni aspetti della nostra vita quotidiana, e qui anche, e poi parlavamo prima delle rapine, possiamo pensare anche al nuovo concetto della fruizione pubblica dell'arte. Per fortuna Napoleone o Monge non è riuscito a portarsi via molti manoscritti, però certo tutto quello che Napoleone aveva sottratto o richiesto anche ai sovrani degli stati preunitari fu poi esposto, e quindi pubblicamente, diciamo, al Louvre eccetera, e quindi messo a disposizione di tutti, quindi anche una nuova concezione proprio della fruizione pubblica dell'arte, di come l'arte deve essere disponibile, no, per tutti, non soltanto in luoghi chiusi. Napoleone disse appunto che gli uomini di genio sono destinati a bruciare per illuminare il loro secolo. Sembra che abbia detto così, ed effettivamente il suo intervento nella storia è stato breve, però
è vero, è stato breve, ma i cambiamenti che ha portato non si è riusciti, diciamo, a tornare indietro nemmeno col tentativo di restaurazione del Congresso di Vienna, e si è trattato di un periodo di passaggio. In questo territorio era un periodo di cambiamento, di guerra, compreso il Trattato di Campo Formido in primis, chiaramente ha cambiato il volto dell'Europa per sempre, e tutto questo è avvenuto qui. Si sono gettate, diciamo, le basi, quantomeno qui, con Campo Formio e con la sua presenza qui. Il Friuli quindi è stata una terra di movimento nel bene e nel male, di truppe che passano, di forti cambiamenti. Al centro di questi cambiamenti appunto erano i confini di questo territorio, no? Mescolati e rimescolati, e poi potremo appunto tracciare un percorso in questo senso che da Napoleone 1797 arriva fino ai giorni nostri, alla Prima Guerra Mondiale, che completa l'unificazione nazionale, quella stessa che poi si è completata qui, per la Prima Guerra Mondiale chiaramente sul Carso, in queste zone, e quell'unificazione nazionale che, diciamo, prende spunto dai primi sentimenti unitari che nascono proprio con Napoleone. Il 7 gennaio 1797 la Repubblica Cispadana adotta il tricolore, quindi lì nasce questo sentimento, viene sviluppato e quindi c'è anche una certa circolarità. Qui si è svolta la grande storia. A pagarne le conseguenze, come sempre, sono poi la povera gente, la popolazione, in qualche modo. Un cambiamento quindi irreversibile, però anche un po' benefico, perché indubbiamente l'organizzazione dello Stato ce la teniamo ancora. Così, diciamo, abbiamo visto, diciamo, solo qualche aspetto. Bisognerebbe approfondire molto di più, però ecco, quello che è importante è che diciamo che possiamo pensare che senza Napoleone questo Friuli sarebbe un Friuli indubbiamente diverso. Sì. Bene, ringrazio il signor Diego Compagnoni che con una relazione precisa e puntuale ci ha portato sui passi di Napoleone in Friuli Venezia Giulia. Grazie. E dopo aver ascoltato le parole di Diego Compagnoni che ci ha portato sui passi di Napoleone, abbiamo qui con noi Renzo Paganello, operatore naturalistico della SAF di Udine, che ci accompagnerà in Friuli, sulle orme sempre di Napoleone, dicendoci e raccontandoci dove possiamo andare per poterle ripercorrere. C'è una parola che unisce i 3 punti principali in cui possiamo trovare le tracce di Napoleone: Rivellino. Ha un'origine un po' strana. Il Rivellino era quel muro fatto a difesa della porta del forte o di una città per impedire che le prime artiglierie colpissero la porta e dove potessero entrare. Solo che poi si è modificato questo Rivellino ed è diventato qualsiasi fortezza avanzata rispetto al muro della città, da cui poter colpire con l'artiglieria il nemico, in particolare cuneiforme. Il primo passo di Napoleone in Friuli, importante, è la battaglia di Valvasone, il 16 marzo del 1797. Napoleone avanza trionfante calpestando la Repubblica Veneta, che si era resa accondiscendente, aveva dichiarato neutralità e da lì sparirà, contro la Casa d'Austria, il Carlo di Asburgo, che l'aspetta al di là del tagliamento. Quella volta non c'erano ponti. A Valvasone c'era il guado più largo, 2 chilometri, per cui era più facile trovare l'acqua bassa. Sanguinosa battaglia, le truppe di Napoleone vincono, arrivano fino a Goriscizza e da lì comincia la ritirata degli austriaci verso l'Austria. Napoleone poi fa la spartizione, regna d'Italia, d'Illiria, eccetera, eccetera, perde, ritorna, ma nel 1805 gli austriaci avevano fatto un ponte di 1000 rotti metri di legno, che però danneggiano quando Napoleone ritorna. I francesi ricostruiscono il ponte e finalmente Napoleone può passare quel ponte lì con una carrozza trainata da 8 cavalli. Pensiamo che per fare il trattato di Campo Formido lui impiegava un'ora da Codroip, da Passariano, fino a Udine.
più o meno quello che si impiega adesso quando c'è un po' di traffico sulla Pontebana. Bene, lì ha voluto, appena al di là dove c'è adesso il ponte della Delizia, ha voluto che venisse costruito un rivellino che nessuno vede, perché si passa sulla strada e si vede quel verde lì sono i terrapieni. Altro terrapieno è stata la terza cerchia di mura che lui ha voluto fare attorno a Palmanova, prima ovviamente ha tolto i cannoni eccetera eccetera, poi li ha rimessi, ha fatto la terza cerchia di mura attorno a Palmanova, la città stellata, e lì i rivellini sono ben tenuti perché essendo una città militare, i lavori dei militari fino a pochi anni fa tenevano pulite le mura, le cerchie di mura di Palmanova. Il terzo, che è quello che forse è più interessante, più vario, è il rivellino del Parco di Osoppo, sotto il castello la Rupe di Osoppo, dove erano famosi i festival di musica centroamericana. Ma lì è una cosa interessante la Rupe di Osoppo, perché tutti i popoli che sono passati dal Friuli l'hanno trovato un punto forte. Tralasciando adesso gli insediamenti dell'età del bronzo, hanno trovato la pieve, una delle prime pievi in Friuli sulla Rupe di Osoppo, perché non dimentichiamo che Osoppo ha tante valenze naturalistiche oltre che storiche, essendo questa rupe isolata in mezzo a quello che una volta era il campo di Osoppo, quando si è fuso il ghiacciaio Tilaventino alla fine dell'ultima glaciazione vurmiana, diciamo, lì il tagliamento una volta passava dalla parte di Gemona, una volta passava dalla parte occidentale della pianura, e quindi avere questa rupe in mezzo era come un'isola ed era facilmente difendibile. Allora, soprattutto è diventato un castrum romano. Poi nel Medioevo è stato dato all'abbazia di Sesto in Silvis, ma la fortezza di Osoppo è nata praticamente con la Repubblica Veneta, che l'ha data ai Savorgnan. E i Savorgnan sono riusciti a fermare l'esercito di Carlo V, se non mi sbaglio, che con la Lega di Cambrai andava contro Venezia. Poi arriviamo al discorso di Napoleone. Napoleone, una volta che la Repubblica Veneta era caduta, ha riformato completamente le difese, modernizzandole, del forte di Osoppo. Ovviamente, andato via Napoleone, gli austriaci hanno pensato bene di riutilizzare questa fortezza. Poi, una volta caduto nel 1866, si è ritirato l'Austria e ha dato il Friuli all'Italia tramite il passaggio ai francesi, uno smacco non da poco, e gli italiani l'hanno tornato a riutilizzare. Poi viene la Prima Guerra Mondiale, viene sguarnito il forte dall'artiglieria, viene portato via, tutto quanto. Poi diventa una caserma militare tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale, Repubblica di Salò, lì è la base sotto di 2 aeroporti di italiani repubblichini che poi diventano proprio dell'aviazione tedesca, della Luftwaffe, fino a diventare di nuovo caserma fino al 1955. È un monumento nazionale, ma quello che a me interessa è, oltre la storia, vedere gli aspetti geologici. Perché, per esempio, l'ultimo tornante prima di salire alla porta d'ingresso, la strada napoleonica, lì ci sono delle rupi con delle stratificazioni di sabbie e di ghiaie che indicano come c'è stato un periodo in cui c'era un lago e delle correnti di flussi idrici che venivano da occidente e da oriente, perché si vede la diversa granulometria. L'altra cosa, sul Colle del Castello, facendo i lavori di pulizia nel 1994, hanno trovato un bello spiazzo roccioso con delle impronte di equidi, diciamo, li chiamano impronte dinosauri, non sono dinosauri, hanno solamente 5 milioni di anni più o meno. Ma già pensare che questo cumulo di rocce cementate, arrotondate, che sono ghiaie dell'antico tagliamento e del Fella, sono lì isolate, dovrebbe farci pensare che cosa è successo. Circa 6 milioni, 5 milioni e mezzo di anni fa si è dissecato il Mediterraneo perché si è chiuso lo stretto di Gibilterra
e l'evaporazione nel Mediterraneo è stata più rapida che non l'afflusso delle piogge, per cui si è approfondito l'Adriatico, si è approfondito di conseguenza il corso dei grandi fiumi che andavano giù e adesso noi abbiamo il tagliamento che è più basso dell'alveo del tagliamento di quell'epoca, di 5 milioni del Messiniano per intendersi. Oltretutto dalla rupe di Osoppo, in particolare dal cimitero, dal bastione del cimitero dei Savognans, vedere giù il tagliamento verso Peonis con quella tipica formazione dei canali intrecciati che cambiano ogni piena, è una cosa molto interessante. Poi ovviamente si può scendere, andare nell'alveo del tagliamento, che lì è larghissimo, si può andare al Colle di San Rocco con un romitorio, con una bella chiesetta, insomma lì c'è veramente un sacco Tanto di cose da da vedere. vedere. E oltretutto ci sono appena sotto, dove ci sono le vecchie piastroni di cemento armato dell'aeroporto tedesco, lì ci sono le risorgive di Bars, dove l'acqua riemerge, le acque piovane o quelle sparse del tagliamento e dell'Orbenco, lì riemergono e c'è una vegetazione molto molto interessante. Si dice che il numero di quella quantità di orchidee che c'è nella piana di Osoppo non abbia uguali in Friuli quantomeno. Ma senti Renzo, adesso che ci hai fatto un po' una carrellata dei posti dove possiamo ripercorrere i passi di Napoleone, possiamo dire al nostro pubblico che ci sta seguendo che per trovare questi percorsi possono andare sul sito dell'Alpina Friulana, perché noi l'anno scorso in un bel progetto fatto proprio sul tagliamento abbiamo dedicato diverse escursioni a questi posti, per cui se volete trovare i percorsi già pronti potete andare sul nostro sito e trovarli. E con questo ringraziamo Renzo Paganello che ci ha fatto ripercorrere i passi di Napoleone, vi salutiamo e vi diamo un arrivederci, a presto.